La Sardegna è fuori dal tempo e dalla storia. È il luogo in cui nascono i colori prima di diffondersi nel mondo. La vita in Sardegna è forse la migliore che un uomo possa augurarsi. 24.000 chilometri di foreste, di campagne, di coste immerse in un mare miracoloso dovrebbero coincidere con quello che io consiglierei al buon Dio di regalarci come paradiso. Siamo il regno ininterrotto del lentischio, delle onde che ruscellano i graniti antichi, della rosa canina, del vento, dell'immensità del mare. Siamo una terra antica di lunghi silenzi, di orizzonti ampi e puri, di piante fosche, di montagne bruciate dal sole e dalla vendetta. Noi siamo sardi. Signore e signori, buonasera a tutti voi. Inizia così il 47esimo Festival Internazionale del Folklore Isparillas con i mini folk città di Assemini. E poi il gruppo folk città di Assemini. A seguire la Repubblica Ceca. Colori del mondo con la Malesia. Andiamo in America Latina con l'Ecuador. La Sardegna attraverso il canto del coro campidano. Andiamo nelle steppe del Kazakistan. E poi ancora l'America con Chicago. Continuiamo con l'America Latina e abbiamo Perù. Infine le Launeddas con Andrea Pisu e Luca Schirro all'organetto e Alessandro Melis con la voce. Questi sono i gruppi che ci accompagneranno in questa serata del Festival Internazionale del Folklore. Per salutare questi nostri ospiti che ci faranno compagnia in questa serata. Colori dal mondo, musiche diverse che ci accompagneranno su questo palcoscenico. E con l'inno alla gioia, che spero sia il benvenuto a tutti voi e che porti gioia e serenità in tutte le nostre case, noi vorremmo dare il saluto a tutti voi. Buonasera a tutti e ben trovati. Ancora una volta i colori del mondo accendono la 47esima edizione del Festival Isparillas. E per salutare degnamente le nostre bandiere ospiti non possiamo farlo che con il nostro inno nazionale.
Buonasera a tutti e ben trovati. Spariglias, il festival che accende i colori Buonasera. sulla città di Assemini. Maria Carmela, tutto è pronto? Speriamo che tutto proceda secondo le vostre aspettative e anche le nostre, che sia una buona serata e con piacere riprendiamo le serate in questo palcoscenico che ci ha accompagnato per tanto tempo. Speriamo i colori e le musiche siano di vostro gradimento. Penso che questo sia lo scenario più bello per scattare in qualche modo una foto che unisce i popoli, che raccoglie un sentimento di comunità, ma che soprattutto accende i riflettori su questa comunità, sul gruppo Folk Città di Assemini che da 47 anni con tanta passione e con tanta gioia porta avanti questa iniziativa e anche con tanta fatica. Senz'altro, e siccome 47 anni sono gli sforzi di tanti giovani della nostra comunità, noi vogliamo che insieme a noi sia qui presente l'amministrazione comunale, perché lo scopo di questa serata è far sì che tutte le associazioni del territorio si possano unire per fare grande la nostra comunità, come quando abbiamo iniziato il nostro festival con le associazioni del nostro territorio. Questa voce è salita da tutti, abbiamo collaborato, ci siamo uniti e abbiamo fatto qualcosa per la comunità. L'idea è quella, fare di nuovo qualcosa per la nostra comunità. Il nostro sindaco, per cortesia, penso ci sia un altro rappresentante dell'amministrazione comunale qui. Eccolo qui, benvenuti. Diamo loro i microfoni perché comunque è giusto che noi smettiamo un po' con le nostre parole e lasciamo parlare loro. Benvenute, grazie. Buonasera a tutti. Benvenuti a tutti voi e benvenuti soprattutto ai gruppi che vengono da tutto il mondo. Benvenuti ad Assemini, benvenuti in Sardegna. Ci auguriamo innanzitutto che vi troviate bene nella nostra città. Voglio farvi complimenti, Maria Carmela, perché veramente 47 anni sono un bellissimo traguardo. Noi siamo contenti di poter partecipare a questa manifestazione e poterci fare anche noi promotori insomma, di un'iniziativa che ormai ha quasi mezzo secolo, quindi mio piacere farvi i complimenti per questa ennesima manifestazione. Non è facile organizzare, non è facile portare avanti il folklore, così come fanno tanti gruppi, così come fa anche il nostro coro campidano da tantissimi anni. E niente, adesso ancora vi porgo il mio saluto, il mio ringraziamento per essere qua. Vi auguro che vi troviate bene anche nella giornata di domani e nella vostra permanenza ad Assemini. Cedo il microfono alla nostra assessora alla cultura Jessica Mostallino. Grazie, buonasera a tutti.
Questa serata, così come quella di domani che invece sarà in Piazza San Pietro, è fortemente legata alla tradizione del nostro territorio, della nostra cittadina, ed è fortemente legata al gruppo folk Città di Assemini, che da quasi mezzo secolo organizza con passione, con amore e con dedizione questa manifestazione. Quindi Assemini e le sue tradizioni, ma non solo, perché oggi in questa piazza sono rappresentati tanti pezzettini di mondo, quindi come ha fatto il sindaco io ringrazio tutti voi per essere qua. 47 anni, è la 47esima manifestazione dei Sparillas, un traguardo importante, un traguardo da festeggiare, e ci auguriamo che si raggiungano altri traguardi sempre più alti. Grazie. Grazie al sindaco, grazie all'assessora. Un piacere, anche perché Ispariglias, Maria Carmela, in qualche modo si riappropria di questo spazio che è suggestivo e riesce davvero a accogliere tantissime persone, anche se domani poi si tornerà lì nel cuore di Assemini. È vero, abbiamo voluto riprendere lo spazio che era, diciamo, ormai di abitudine per il festival, però abbiamo cercato di non dimenticare quella che è la piazza, 2 opportunità per la nostra comunità, questo che è uno spazio grande aperto a tutti, ma sicuramente quella in piazza di San Pietro sarà molto più raccolta, molto più intima, probabilmente il cuore della nostra cittadina con la nostra chiesa, e quindi domani vi invitiamo tutti lì affinché la seconda serata del festival si possa realizzare in quella che è la chiesa che rappresenta la nostra comunità, con tante piccole sorprese che comunque ci saranno. E a proposito di accoglienza, abbiamo un gesto che l'amministrazione comunale, per mano del sindaco, vuole offrire. Assolutamente, non tutti lo sanno, magari i nostri ospiti no. Una delle particolarità della nostra cittadina è l'antica tradizione ceramica, quindi sarà nostro piacere fare un piccolo omaggio, un libro che racconta un po' insomma, cos'è stata e cos'è la ceramica ad Assemini. Sarà nostro piacere fare un piccolo dono ai gruppi che sono venuti da tutte le parti del mondo. Prego, fallo tu direttamente, in modo che comunque sia il sindaco a poter offrire. Sì, possa venire avanti il rappresentante della Repubblica Ceca. Così sì. Lo facciamo anche a favore delle nostre la Repubblica telecamere. Ceca. E con l'applauso di tutti, ovviamente. Maria Carmela, il saluto dell'amministrazione comunale, ma anche un gesto di benvenuto, certo, in questo caso, che promuove la cultura di Assemini. Dopo la Repubblica Ceca, la Malesia. Abbiamo gli amici dell'Ecuador che spesso ci vengono a trovare. Il Kazakistan. E poi abbiamo l'America con Chicago. Grazie, benvenuti. E per chiudere abbiamo il Perù. Perù? Grazie ancora al sindaco. Noi ringraziamo tutti i nostri ospiti che tra un po' poi saliranno e ci mostreranno le loro danze, e preghiamo i nostri bimbi di liberare il palcoscenico e poi iniziamo la nostra serata. E allora, sull'applauso davvero di tutto questo anfiteatro gremito di gente, salutiamo in qualche modo i gruppi che prenderanno parte a questa 47esima edizione del Festival Ispariglias. Abbiamo detto dopo Città di Assemini la Repubblica Ceca, che ancora con noi sarà questa sera, poi sul palcoscenico come prima, poi abbiamo la Malesia, l'Ecuador, il Coro Campidano, quindi torneremo questo viaggio anche nella nostra isola di Sardegna, il Kazakistan, l'America e il Perù. E poi con noi, sicuramente da non dimenticare, avremo un trio che ci accompagnerà e che speriamo vi possa far ballare tutti, che è composto da Andrea Pisu, Alberto Melis e Luca Schiru, che animeranno la serata poi in seguito. Non poteva che non mancare la musica della nostra tradizione. I gruppi stanno lasciando la scena, come vedete sono venuti qua in Sardegna con un numero nutrito di persone che non solo danzeranno, ma ci saranno, Maria Carmela, delle vere orchestre che alimenteranno e animeranno i suoni di una tradizione, che ci darà la possibilità di cogliere le tradizioni appunto popolari da una parte all'altra del mondo.
Sicuramente vi dimostreranno quella che è la musica, immaginiamo per esempio quella del Kazakistan, che sono strumentisti che fanno parte dell'orchestra del Ministero. Abbiamo l'Ecuador che è conosciuto in tutto il mondo per la sua musica, così come il Perù, quindi senza togliere niente a nessuno, le musiche che ci presenteranno e le danze saranno la storia della loro tradizione e noi potremo gustarle con voi questa sera. Allora Maria Carmela, facciamo così, riappropriamoci in qualche modo della scena, quindi al centro di questo palcoscenico. Vi ricordo che siamo in diretta su Sardegna Live, quindi salutiamo tutte le persone che ci stanno seguendo, Radio Sintony, partner di questa manifestazione, è qui accanto a noi. Però io prima di farti parlare voglio ricordare un pochino qual è la forza di una manifestazione che ritrova davvero tanto impegno, tanta passione. La forza si racconta anche attraverso lei, padre del folklore 2022, in qualche modo un riconoscimento che le viene assegnato lo scorso anno dopo tantissimi anni di attività spesi a favore delle tradizioni popolari, spesi a favore di questa comunità che si racconta e porta alto il nome di Assemini con il gruppo folk Città di Assemini. E quindi questo applauso è tutto per Maria Carmela De Ida. Penso che l'applauso sia per tutti quei ragazzi che nel corso di tantissimi anni, immaginate dal 56 il gruppo è formato, hanno fatto parte di questo gruppo, quindi la storia dei giovani, che oggi ci sono anziani ma dei nipoti, sta con noi, quindi questo premio è giusto condividerlo con tutti coloro che hanno portato avanti le tradizioni ed Assemini sicuramente vanta questo bel primato. Poi parleremo anche di un'altra sorpresa che abbiamo. Adesso diamo inizio al nostro spettacolo. E allora ospitiamo gli amici che arrivano dalla Repubblica Ceca. Dobbiamo avanzare un pochino, Maria Carmela, così gli diamo la possibilità di prepararsi, perché prima durante le prove ho visto che stavano allestendo una vera orchestra. Qua sono arrivati con tutti gli strumenti che ci riportano in qualche modo alle loro tradizioni. Repubblica Ceca, questo paese che si racconta per la sua storia importante, primato per il consumo della birra, che è datata storicamente anche al 900 a.C., quindi c'è tanta storia in questo paese che abbraccia tre regioni più importanti, la Slesia, la Boemia e poi la Moravia, e di tradizioni la Repubblica Ceca ne parla. Sì, è una cosa un po' particolare perché loro ripetono le loro tradizioni con riti agrari, è molto bello perché comunque loro, oltre alle tradizioni ancestrali, ripetono con le danze e le musiche quella che è la storia delle loro comunità, quindi la società si rivive e rivive ogni ciclo di vita, dal Natale al Carnevale, alle feste di primavera, con danze e canti che noi questa sera potremo vedere. 1974 è la data di nascita di questa associazione che arriva da due regioni storiche importanti, appunto dalla Repubblica Ceca. Dovrebbe essere tutto pronto? Sì, e noi diamo il via quindi alla Repubblica Ceca. Drahan. Stramanský mostek prohýbá se, je na něm novička, neseká se, je na něm trávička, neseká se.
Nežli voda, lepší je panenka, nežli vdova, lepší je panenka, nežli vdova. Jsem někotu, od plotu ke plotu. Výboral jsem děvče v červeným fjertoku. Výboral jsem děvče v červeným fjertoku. Neznáma, nechoď za náma, nechoď do hospody. Jsou tam hoši z lhoty, mají kožený kalhoty, boty roztrhaný. Jsem slepici v noci na ulici, žádnej neví, jaká byla, žádnýmu se nelíbila, la, žádnej neví, jaká byla, žádnýmu se nelíbila.
ty, moja milá, mého koníčka. Napoj mě ty, moja milá, mého koníčka. Kůň vodu pije, nohama bije. Kůň vodu pije, nohama bije. Nechoď k němu, moja milá, on ťa zabije. Nechoď k němu, moja milá, on ťa zabije. Když mě zabije, já budu ležet. Když mě zabije, já budu ležet. A ty budeš falešníku žaláři sedět. A ty budeš falešníku žaláři sedět. Já budu sedět roček nebo dva, já budu sedět roček nebo dva, a ty budeš falešnico do sudného dňa, a ty budeš falešnico do sudného dňa.
vysoká hora a z tej horinky kdo si ňa volá a z tej horinky kdo si ňa volá volá ňa volá frajárka moja čekám šohajku sama sú doma žiť k nám šohajku sama sú doma šable pod šable aj pod obušky my všetko bereme aj plané hrušky tady nám nedali, tady nám dajú, komára zabili, slaninu majú. Hej, běžela ovečka, hej, hore do kopečka, hej, a beránek za ňu, hej, vyskočil si na ňu. Horečka horuje, hej, děvenka panuje, hej, horečko nehoruj, hej, děvenko nepanuj. Harom, farom, pod kočarom dala děvča pašančarom. Pašančare, to sú chlapci, odštítili děvča v tanci. Pod šable, aj pod obušky, my všetko bereme, aj plané hrušky. Tady nám nedali, tady nám dajú, komára zabili, slaninu majú. Hej, běžela ovečka, hej, hore do kopečka, hej, a beránek za ňu, hej, vyskočil si na ňu. Horuje, hej, děvenka panuje, hej, horečko nehoruj, hej, děvenko nepanuj. Harom, parom, pod kočarom dala děvča k pašančarom. Pašančare, to sú chlapci, ošítili děvča v tanci. Hej, hora, hora, vysoká hora, a z tej horenky, kdo si ňa volá, a z tej kdo si ňa volá. Konec, končíme, konec. Konec, Honzo. Dneska už je konec. Questi erano i ragazzi del gruppo della Cecoslovacchia, sicuramente danze un po' particolari per la nostra Europa. E domani saranno ancora con noi con altre danze, ma noi ci spostiamo per andare a vedere cosa adesso? Ci spostiamo, prendiamo l'aereo, visto che ne abbiamo uno che qua ci passa sopra la testa, ci trasferiamo in Malesia. Un posto molto distante da noi, con culture molto diverse, tradizioni particolari, colori nei loro costumi.
Vediamo un po'. E questa particolarità, perché ci trasferiamo nel sud dell'Asia, quindi questo paese che ha quasi 32 milioni di abitanti, ci dà la possibilità di trasferirci dall'altra parte del mondo. Tra l'altro, Maria Carmela, vieni qua vicino a me, a favore anche di telecamera. Tu sei stata in Malesia, cosa Sì, ti ha sì. colpito di questo posto? La Malesia è molto bella in tutti i casi, oltre alla cucina che è un po' particolare, ma soprattutto le danze in tutti i piccoli paesi o le località troviamo delle danze molto diverse. Molto particolare è quella che loro fanno con le bacchette del bambù, dove saltellano molto, ma poi la particolarità delle danze della Malesia era che comunque venivano eseguite sempre all'interno di monasteri e c'era sempre il significato religioso. Questo mi fa piacere perché anche noi in Sardegna all'interno delle chiese abbiamo delle danze o delle musiche particolari. Però per poter far uscire queste danze cosa hanno fatto? Hanno cercato di modificarle affinché anche gli altri potessero godere della bellezza di queste danze, dei costumi e soprattutto dei colori e delle movenze delle persone che eseguono queste danze. Kuala Lumpur è la capitale, 878 isole fanno parte della Malesia, è davvero quel bagaglio di tradizioni popolari che tra poco scopriremo insieme. Tutto dovrebbe essere pronto. Melaka Heritage Institute, 1965, vi lasciamo in compagnia Della Malesia. Malaysia. Layanglah layang terputus tali. Ewa. Jatuhlah pula tengah beluka. Ata. Ewa. Layanglah layang terputus tali. Dondanglah sayang di lagu asli. Kawan ramai berasalah dari Melaka, ai negeri Melaka. Iya, Bang. Orang Melaka punya lagu. Iya, betul. Main dekat Itali. Iya, alhamdulillah. Dondanglah sayang di lagu asli. Ai kawan ramai
berasalah dari Melaka, ai negeri Melaka. Mira jawab. Iya bang, saya jawab. Cantik menarinya. Baca baik. Baca dia baik. Itu yang lebat. Hai gugur bertabur di tengah padang. Lima perut buah lebat. Lebat. Dari laut naik ke darat, dondang sayang hendak menghiburlah sayang, berdondang sayang. Dari laut naik ke darat, dondang sayang hendak menghiburlah sayang, berdondang sayang. Dondang sayang. Iya bang. Atak. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Itu daripada kami. Dondang sayang from Malaysia, Melaka. Sampai nak senandung dua. Melirik, menjeli, cantiknya bunga yang disuntik, berjanji setia di hati. Ai dikeling, ai dikendong, oh di tengah intan gunung payung, asyiknya leka bersenandung, mata masih merenung, yang boleh hidup mancung, bercanda berbesera, pasangannya orang kedua, pasti murka istrinya yang pertama, lalu
murka isinya yang pertama, lalu pergi meninggalkan dirinya. Leka berdayang cinta yang dijanji menjadi noda. Cinta jadi sengketa, orang kedua entah kemana. Yang diburu tak kesampaian, oh, yang dikendung hai bertaburan. Aku sana, aku mari, nurganya tiada terperi. Kasihan, aduh kasihan. Terima kasih. Thank you, thank you. Inilah Ikatan Asmara. Ya. Bersulam rindu ikan baiduri, menahan kasih asmara hati. Dan silih hari berganti hari, menahanlah rindu sayang terpatri. Sabarlah sayang, wahai Arjuna, kelak kita kan bersua. Oh adindaku, genggam tanganku, kasih yang mesra bersatu berpadu. Oh kekandaku, pimpinlah aku, kita menuju pintu maligai kalbu. Termenterai sudah ikatan cinta yang bersaksikan janji asmara. Ku bersama percayakanlah demi cinta bahagia. Oh adindaku, genggam tanganku, kasih yang mesra bersatu berpadu. Oh kekandaku, pimpinlah aku, kita menuju pintu maligai kalbu. Termenterai sudah ikatan cinta yang bersaksikan janji asmara. Ku bersama percayakanlah demi cinta bahagia. Mari bersama kita berdua melangkah kasih yang tercipta. Terima kasih, thank you. Baiklah, Jambatan Tambaruli.
datang peduli bakal suci aku Sumut sudah jambatan datang peduli Papa kau kudu bakal suci aku Silakan dari kasutku Dorong dulu jembatan Tinggal pondok sutake Noi kuri muli Untuk di hari tiga Kamu datang peduli Menusuk kehilangan Moi untuk kasih tinggi Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Thank you.
Dengar ni ha. Semut Melaka semua ada, kota perlancongan dah ternama. Hai pantai menarik, budayanya cantik. Ada yang datang dan tak mau balik. Ada bermacam-macam hiburan, dari cak-kucak ke dondang sayang. Medan berpantun orang Melaka, kadang kelakau bergurau senda. Orang Melaka semua baik, betul? Walaupun nampak sedikit pelik, bila bercakap semuanya kasau, itu semua hanya bergurau. Kalau datang ke negeri Melaka, jangan risau nak tidur mana. Hotel ada, homestay tersedia. Yang penting pasti tak tidur dalam kereta. Cuba le makan asam pedas orang Melaka. Makan sekali 3 bulan, hai tak lupa. Kuih keria, coconut shake, hai popular. Air minuman bau, air resepi orang Melaka. Negeri Melaka, ai negeri hebat. Kota pelancongan negeri Selatan. Negeri Melaka, ai negeri hebat. Kota pelancongan negeri Selatan. Ai le singa, Melaka macam-macam ada. Malaysia, kalau datang ke negeri Melaka, jangan risau nak tidur mana. Hotel ada, homestay tersedia. Yang penting pasti tak tidur dalam kereta. Cuba le makan asam pedas orang Melaka. Makan sekali 3 bulan, hai tak lupa. Kuih keria, coconut shake, hai popular. Air minuman bau, air resepi orang Melaka. Negeri Melaka, ai negeri hebat. Kota pelancongan negeri Selatan. Negeri Melaka, ai negeri hebat. Ai kota pelancongan negeri Selatan. Negeri Melaka, ai negeri hebat. Kota pelancongan negeri Selatan. Negeri Melaka, ai negeri hebat. Kota pelancongan negeri Selatan. Terima kasih. Thank you. Melaka Heritage Institute, la Malesia, il saluto con l'applauso di tutti e questi suoni che accompagnano la loro uscita. Maria Carmela, dobbiamo consegnare loro un omaggio? Lo portiamo, lo consegniamo a uno dei musicisti. Se può fare qualcuno di loro un passo in avanti, invadiamo così la scena. Excuse me. Perché la ceramica parla di Assemini. Esatto, allora tra le specificità della nostra cittadina ovviamente c'è la ceramica. Il gruppo della Malesia domani non sarà con noi, quindi volevamo lasciare a loro questo piccolo omaggio, sperando che possano ricordare Assemini per l'ospitalità e soprattutto per una cultura come quella della ceramica che noi abbiamo. Grazie a voi, thank you very much.
E questo era il racconto attraverso i suoni. Tra l'altro abbiamo visto anche tra gli abiti tradizionali diverse Sì. sfumature. Abbiamo visto comunque una Malesia un po' diversa, sicuramente abbiamo notato una contaminazione, per come conosco io alcuni balli della Malesia, ho visto che comunque ci sono delle influenze esterne, come tutte le cose si evolvono e in questa musica noi abbiamo visto l'evoluzione anche da parte della cultura della Malesia. Andiamo avanti? Ci trasferiamo da un'altra parte del mondo, nel Sud America. Vi diciamo che Quito è la capitale, una delle capitali più alte al mondo, con gli oltre 2700 metri di altezza sul livello del mare, patrimonio dell'UNESCO e poi un posto, Mitad del mondo, che ritrova la linea dell'equatore e in un solo passo è possibile spostarsi da un emisfero all'altro della Terra. Però quando si parla dell'Ecuador si parla anche delle tradizioni. Senz'altro noi abbiamo adesso il gruppo di Ambato, il gruppo Indoamerica che è stato già con noi altre volte, che ha una peculiarità, quella di portare avanti e di salvaguardare quelle che sono le musiche e alcuni canti della loro tradizione. Dalla loro tradizione andina si spostano anche un po' in quella delle altre nazioni, però tengono sempre quella matrice appunto dell'America Latina. Noi li lasciamo alla loro musica. Patrizio è il nostro ospite. Possiamo da fare una tanto cosa? tempo. Patrizio, vieni qua vicino a me, qua al centro del palco, perché c'è chi è ospite da qualche anno. Patrizio, questo è l'applauso di tutta Semini, di tutte le persone che È un sono venute bravissimo- qua. È un bravissimo musicista, suona tanti strumenti, è stato con noi diverse volte, ha girato il mondo e penso che comunque la sua musica sarà di vostro gradimento. Ti chiedo un saluto per tutte le persone che sono qua e poi un'altra domanda. Che cosa ti ha colpito in questi anni di particolare della Sardegna? La Sardegna sempre è bella, bellissima la Sardegna, certo. Siamo arrivati dall'Ecuador con il gruppo della Università Indoamerica per cantare a tutti voi, cantare insieme musica degli anni 70, anche 80, per ricordare a Inti Limani, anche la musica ecuadoregna lo suoneremo oggi. Grazie Maria Carmela, grazie per invitare al gruppo. Sappiamo che è una gioia grande venire, tornare in Sardegna, in Assemini soprattutto. Gli piace E un mi po' il dispiace, vino, non e quindi parlo sappiatelo. italiano. Ama la cultura, soprattutto quella culinaria. E parla benissimo anche l'italiano, altro che. Grazie mille, puoi Grazie. raggiungere i tuoi compagni di viaggio. La cosa che mi stupisce, così gli diamo un minuto, è che per te è come un riabbracciare degli amici che conosci da tempo. Sì, ma questo è il bello del folklore è proprio quello, perché ci si incontra tante volte in paesi diversi e poi ci si dà appuntamento in un festival, soprattutto qui ad Assemini. La cosa che noi cerchiamo di fare quando organizziamo il nostro festival è far sì che persone che abbiamo incontrato in altre parti del mondo possano venire e condividere con noi l'esperienza del festival. Questo è il nostro messaggio, perché le tradizioni sono un valore aggiunto in tutte le nazioni ed è giusto poterle conoscere e confrontarle. Hai già Siamo detto visti? Ambato, il nome di questa formazione. Ambato. Dovrebbe essere tutto pronto per i musicisti. Anche qua ritroviamo una piccola orchestra di suoni. Sì, abbiamo una cantante che è molto brava, come vedete abbiamo delle percussioni e degli strumenti, soprattutto lo strumento a fiato che sono a Patrizio, che fanno parte di quella che è la tradizione dell'Ecuador. Un applauso, l'Ecuador, con il gruppo Ambato. Guarda. Diamo la possibilità a chi si sta occupando di luci e suoni di amplificare al meglio questa formazione. Piuttosto, Maria Carmela, io un applauso non l'ho sentito perché voglio sapere se state bene, se vi state trovando in compagnia di questi colori del mondo che salutano la nostra Sardegna. Ne approfitto per dare magari una comunicazione per alcuni che magari non lo sanno. Quest'anno Assemini ha avuto il riconoscimento di città del folklore. Io sono molto felice che il gruppo Folk Città di Assemini abbia
cercato di avere questa certificazione per la nostra comunità, ci siamo attivati attraverso la Federazione Italiana Tradizioni Popolari, che ha assegnato questo riconoscimento solo ad altre 2 città in Italia, quindi per questo siamo fieri. Abbiamo collaborato con il rappresentante dell'amministrazione comunale, che allora c'era prima appunto delle nuove elezioni, e soprattutto abbiamo cercato di coinvolgere tutti i gruppi che ad Assemini lavorano per la cultura popolare e amatoriale. Soprattutto li abbiamo coinvolti in questo nostro progetto, e finalmente attraverso anche l'amministrazione comunale siamo riusciti ad avere questa nostra certificazione di città del folklore. Quindi Assemini potrà fregiarsi non solo di città della ceramica oppure della panna riconosciuta, ma anche città del folklore, e sicuramente per noi questo è una grande soddisfazione. Un bel riconoscimento, e così non poteva essere. 47 anni di un festival internazionale, il primo festival organizzato in Sardegna, che poi ha dato spazio a tante iniziative di questo genere. Questo è un vanto per voi, però è un orgoglio per tutti, perché questa Sardegna che abbraccia il mondo, quelle tradizioni le importa, le fa sue e le racconta attraverso il divertimento, il piacere dell'esserci. Tutto dovrebbe essere pronto? Speriamo di sì, e l'appuntamento comunque per la città del folklore sarà per l'anno prossimo, dove cercheremo di coinvolgere tutte le associazioni del territorio in una grande festa per soprattutto celebrare quella che è la voglia dei cittadini asseminesi di mantenere vive le proprie tradizioni. Patrizio, penso che sia così pronto, potremo iniziare. Forse possiamo iniziare. Abbiamo Possiamo bisogno iniziare. ancora di un secondo. Patrizio parla con Maria Carmela, anche perché Sì, se sono no- dei professionisti Sì. della musica. Non è che... Sì, però non possiamo perdere tanto tempo, vediamo se riescono ad iniziare il loro spettacolo. Secondo me Andiamo funziona a così, se sentono un applauso parte per forza tutto al meglio. Ancora all'Ecuador, Ambato, la formazione che ritorna in Sardegna e che adesso accende i colori della musica per Ok. ritrovarli qua sul palco con i balli. Patricio, empezamos, gracias. Hola, sí. Hola. Sonido. Hola, hola, hola. Hola, Sonido. volumen. Hola, sí. Sonido. Sí, sonido. La guitarra, por favor. Ok. Micrófono, volumen, micrófono. Tengo guitarra. Grazie mille. Si sente la voce? Hola. Sì. La guitarra. Ya. Iniziamo poco a poco a sistemare il sonido. Grazie. Dale San Juan, si no. Prueba. Hola. Están bajos. Hola. Sí. Si sente Hola, di lei hola. il micro? No. 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 Hola, Maria sí. Carmela, por favore, No. non suena il microfono. Tengo guitarra. La guitarra no tengo. Sí. Vamos. La guitarra, por favor. Iniziamo. Iniziamo tutti voi con me, così. A ver. Eso. ¿Dónde está mi negra bailando? Con la saya de tundiquis bailando, con la saya de tundiquis bailando. ¿Dónde se ha metido mi negra? Cargada de su guaguita bailando, cargada de su guaguita bailando. Negra samba, coge tu mante siempre adelante. Negra samba, coge tu mante siempre adelante. Hay un lorito
Eso, tutti voi. Ya nos vamos cantando, ya nos vamos bailando, con la saya de Tundiquis 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 bailando. Eso. Buena samba, coge tu mate siempre adelante, negra samba, coge tu mate siempre adelante, negra samba, coge tu mate siempre adelante, negra. Grazie mille. Allora, ha piaciuto? Grazie, grazie Carmela. Adesso iniziamo così, il ritmo ecuadoreño si llama el San Juanito y vamos a cantar una canción particular que se llama El Whiskycito. Iniziamo così, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3.
grazie. Per finire, una canzone conosciuta per tutti voi. Iniziamo. Quando io dico con le mani, tutti voi fai così. Ok? Quando dico con il piede, fai così. Facciamo la prova. Con le mani, con il piede. Non si sente. Una volta. Con le mani, con il piede. Questo dice la farfalla o la mariposa, per tutti i gruppi. Ripite. La 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 borom bom 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 bom. La 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 borom bom boro boro bom. Ahorita. Al sonar las matracas todos cantan y bailan la morenada. Al sonar las matracas todos cantan y bailan la morenada. Con le mani, con il piedi, viva la fiesta. Tutti voi. Con le mani, con il piedi, viva la fiesta, viva la fiesta. Grazie a tutti, buonasera. Viva la fiesta. Buona serata, a domani, ciao! Un grande applauso ancora per i nostri amici di Ambato.
Saranno con noi domani sempre a San Pietro. Spero che le musiche che loro ci hanno presentato siano stati di vostro gradimento. Sicuramente hanno dato un po' di allegria a questa piazza. E poi ho visto come Patrizio coinvolge davvero il pubblico, questo anfiteatro che si trasforma protagonista dell'evento di Spariglias, 47esima edizione. Maria Carmela, anche perché adesso parliamo di Assemini. Sì, si presenta il gruppo Folk Città di Assemini. Ovviamente colui che organizza, sappiate che comunque dietro le quinte c'è tanto lavoro e loro ovviamente hanno lavorato tanto per realizzare questo, insieme ad altre associazioni del territorio come la Proloco, la Misericordia, la Protezione Civile e tanti altri, spero di non dimenticare poi altri insieme alla Regione, la Fondazione, però nel silenzio ognuno di loro ha dato qualcosa e oggi presentano, anche se stanchi, una nostra danza. 1956, la data di fondazione. Con un applauso accogliamo su questo palcoscenico il gruppo folk Città di Assemini. Oggi saranno accompagnati all'organetto da Luca Schirru, alle launedas Andrea Pisu e alla voce Alessandro Melis. Solo una parola per Andrea, che per noi è come se fosse un figlio o un fratello. La prima uscita l'ha fatta con noi, con il nostro gruppo, era molto piccolo, molto impaurito, ma oggi è diventato uno dei suonatori di Leonidas più importanti e sicuramente ci fa veramente piacere che sia cresciuto così tanto portando la musica nel mondo, senza dimenticare questo mio collaboratore che ovviamente è un altro che porta le Leonidas nel mondo, giusto? Ma questa è la vera forza che ti riguarda, perché riesci in qualche modo a ritrovare anche nelle persone la forza e l'eleganza che hai dato in tutti questi anni spesi a favore del folklore, anche perché in questo gruppo vedo diversi giovani, non ci sarebbe forza se ovviamente quel filo della memoria venisse portato in modo orgoglioso e con tanta forza. Li vediamo ballare? Sì. L'applauso ancora una Siamo alla volta, musica? Assemini protagonista, il gruppo folk Città di Assemini.
melodia, che bella melodia, regala sta primavera, regala sta primavera, fresco vento sassaera, notte serena si via, che bella melodia, regala sta primavera, regala, poi regala sta primavera, fresco vento sassaera, fresco poi fresco vento sassaera, notte serena si via, notte serena si via. Cacca sente divertirà, cacca sente divertirà. A comare la vita, che si vi tremendo in coa, a ballare, a ballare a Biggano, cacca sente divertirà. A comare la vita, che si vi tremendo in ballene sera sana, mi varia rondine, tappa pagare culana, adesso come bella, adesso come bella. Grazie. Gruppo Folk Città di Assemini, Maria Carmela, orgoglio di questo centro della nostra isola, e ancora un applauso per Andrea Pisu, Alessandro Melis e Luca Schirru, che con l'Ela Uneddas, l'organetto e con la voce li hanno accompagnati. Sì, ma li troveremo anche dopo per animare la piazza, se molti di voi vorranno chiudere questa serata ballando un po' di ballo sardo. Eliminiamo le sedie, qua Senz'altro, trasformiamo poi facciamo un po' la di piazza spazio. in una pista Ok. da ballo. Torniamo alla musica internazionale con un gruppo particolare. Parliamo del Perù, quindi ancora una volta il Sud America, quei suoni che ci trasportano nella
passione, la salsa ovviamente è uno di quei balli più danzati, anche la cumbia, e poi tu sarai e saprai bene quali sono gli effetti di una tradizione che attraverso questa formazione si rinnova. Però c'è anche Machu Picchu, quel fiore all'occhiello che ci riporta indietro nel tempo, e anche da Machu Picchu ovviamente loro hanno la possibilità di riprendere il frutto di tradizioni autentiche. Questa sera ci presenteranno due danze particolari, una è una danza del carnevale andino, noterete anche i costumi che loro indossano, sono molto particolari, e poi dopo ci presenteranno una danza degli indios delle selva. Devo dire che il professor Marco Candori è un esperto di tradizioni popolari, ha realizzato diverse ricerche, soprattutto andando nei paesi ad intervistare le persone al fine di realizzare questi spettacoli per raccontare la storia di queste piccole comunità che si trovano nella selva. Noi oggi vedremo alcuni quadri di questa loro ricerca, domani altri, però lasciamo spazio ai nostri amici del Perù. Spero che vi piaccia il loro spettacolo perché hanno lavorato tanto e penso meritino i vostri applausi. E quindi l'applauso di tutti. Dovrebbero essere pronti, Maria Carmela, lo sguardo attento ci dà la possibilità di restituire loro il tempo giusto. Ricordare anche che durante il periodo in cui c'era il Covid e non si potevano realizzare gli spettacoli all'aperto, col professor Marcantonio Candori noi abbiamo collaborato perché abbiamo realizzato i festival virtuali. Loro l'hanno intitolato Unendos Frontieras e noi ugualmente Hispariles virtuali. Loro hanno avuto 20 gruppi come noi e ognuno di noi ha cercato di realizzare al proprio interno una danza rispettando quella che era la norme per poterle poi mandare attraverso il mondo attraverso questi festival virtuali raccontando la storia delle comunità. Quindi come vedete non ci siamo fermati noi, non si sono fermati neanche loro, la tradizione e la cultura va avanti nonostante le difficoltà della vita. Sentimento e tradizione, il Perù. Sí. 1, 2, 3. Vi
vi chiediamo un po' di pazienza e ci scusiamo perché gli strumenti sono tanti e anche i gruppi sono tanti. Sono bravissimi i nostri tecnici, farei un applauso ai nostri tecnici perché stanno lavorando tanto. Non è facile gestire tutti questi gruppi con strumenti diversi e esigenze diverse, loro in questo caso sono veramente bravi. Scusate, ma questo spettacolo qua non può rimanere nell'angolo. Anzi, gli dedichiamo anche un bellissimo applauso. Vieni con me al centro del palco. Guardate quanto è bella e soprattutto come stava aspettando in silenzio l'inizio della musica. Questo applauso è tutto per te, anche se non mi stai capendo e non sai che cosa sto dicendo. Loro stanno applaudendo e adesso non vedono l'ora di ascoltare le vostre musiche. Ehi, no. Non vedono l'ora di ascoltare le vostre musiche e di vedervi danzare. Puoi salutare tutti? Ciao. Tutto a posto, è pronto? L'applauso per il Perù.
Carnaval di Mapata! Forte l'applauso per questo gruppo. Questa danza veniva eseguita soprattutto per la festa di San Giovanni, con il cambio quindi delle stagioni, per ringraziare per il buon raccolto. Le stesse danze venivano poi eseguite anche durante il carnevale con il cambio del ciclo delle stagioni. danza vogliono rappresentare la cultura dell'Indas. Apu Calvario, Apu Sangate, Tai Tainti, Pachamama Santa Tierra, Causacho, Causacho.
ed ora ci presentano le danze delle minoranze della selva. Perú, sentimiento y tradición de la Amazonía peruana. Danza en tributo al sol.
Grazie. Perù, sentimento e tradizione. E queste erano le danze del gruppo del Perù, domani saranno con noi in Piazza di Chiesa con nuove danze, nuove musiche. Forte l'applauso perché questi ragazzi, immaginate, hanno lavorato un anno intero per poter venire in Sardegna e portare la loro danza e la loro musica. Tanta energia in queste danze, un forte applauso ai ragazzi del gruppo del Perù. E quanto sentimento in questo caso, oltre alla tradizione, che forza, questa formazione, immagino tu li conoscessi già. Sì, è un gruppo che noi abbiamo conosciuto, è venuto da noi nel 2015, ripeto, abbiamo organizzato poi il festival virtuale e volevo segnalare che questi ragazzi hanno lavorato, dicevo, un anno intero realizzando degli spettacoli, dei piccoli eventi pur di recuperare i quattrini per poter poi fare questo viaggio internazionale e venire a visitare l'Italia, in particolare la Sardegna. Quindi bisogna dargliene atto che hanno studiato, hanno lavorato, si sono impegnati, ma soprattutto hanno portato una bella cultura della loro nazione. Adesso mi hai portato alla mente i 2 anni in cui abbiamo organizzato i Sparillas in virtuale, in studio, negli studi di Sardegna Live, ci siamo ritrovati, abbiamo sfogliato l'album dei ricordi, in questo caso per aggiungere poi contenuti nuovi che arrivavano da ogni parte del mondo, quindi Sparillas non si è mai fermato. No, non si è fermato, e se ben ti ricordi noi avevamo circa 20 gruppi di tutto il mondo in quell'occasione e tra questi c'era anche il nostro amico Marco Candori con Sentimento e Tradizione. Andiamo avanti? Sì, anche perché mi piace pensare, noi facciamo 2 passi in avanti così diamo la possibilità a chi si occupa dei suoni di amplificare un'altra formazione che arriva da Semini e che festeggia proprio nel 2023 i 50 anni di attività. Non è facile per una formazione, per un'associazione culturale portare avanti non le tradizioni, ma soprattutto la forza e riuscire a trasferire la passione anche alle nuove generazioni che devono offrire un ricambio generazionale. Però loro ce l'hanno fatta nel corso di questo tempo, una formazione che si ritrova in cerchio, che canta insieme, che si ritrova e parte da Semini, però abbraccia tutti i canti della nostra Sardegna. Però voglio ricordare solo una cosa, che quando noi abbiamo iniziato a organizzare il primo festival internazionale, forse molti di voi lo ricorderanno, eravamo nelle scuole Pintus, il coro Campidano faceva parte dell'organizzazione insieme alla Proloco. A 47 anni ci ritroviamo, la Proloco, che ringrazio ovviamente, il coro Campidano, che ha accettato subito di ritornare su questa piazza per portare avanti quel discorso che allora univa, come ho detto prima, le associazioni del territorio per regalare alla comunità di Assemini una settimana di eventi a livello internazionale. Allora era molto bello perché ricordo che tutte le famiglie si aprivano, ospitavano i giovani anche a prendere un caffè. Allora era veramente un incontro tra la comunità di Assemini e coloro che venivano dall'estero. Speriamo questo possa nuovamente accadere, soprattutto con la collaborazione, ripeto, di tutte le associazioni. Il coro Campidano è con noi, chiediamo che venga qui sul palcoscenico in modo che loro possano posizionarsi. Dicevo, tante collaborazioni avute con loro, speriamo che comunque possano continuare. Ci presenteranno alcune danze, alcuni canti, scusate, che fanno parte della tradizione. Il primo è Aduruseddu, poi abbiamo Saneddu e Naneddu Meo. Diretti dal maestro Franco Cocco. Qualcosa da dire su questi canti? Non lo so.
ma no, che Diciamo tutti che si conoscono presentano da soli, e perché che comunque sarà un'interpretazione particolare loro per questa occasione. assolutamente sì. Poi mi raccontavano che hanno fatto tappe in diversi paesi del mondo, quindi hanno raccontato non solo la nostra cultura, non solo le nostre tradizioni, ma anche quel sentimento che torna ancora una volta e ci regala le emozioni. I ragazzi, no, i ragazzi, ormai non siamo più ragazzi, però siamo i ragazzi del folklore di una volta che continuiamo a portarlo avanti con i nostri figli e i nostri nipoti. A voi il coro campidano. Maria Carmela, ancora qualche istante per accendere i microfoni, ma la cosa più bella è che questo anfiteatro fa un silenzio, o meglio, si è creato un silenzio in attesa dei canti che hai nominato, che c'è l'attesa davvero. Speriamo che sia così, che sia piacevole, però volevo ricordarvi domani l'appuntamento sarà in Piazza San Pietro, ci sarà ancora Radio Sintone che ha collaborato con noi, ci sarà la Proloco che ha organizzato delle degustazioni di prodotti tipici, perché abbiamo detto che in questo festival c'è la collaborazione delle associazioni per portare avanti quelle che sono le tradizioni della nostra terra. Abbiamo detto che ognuno di questi ospiti sarà dato oltre al libro che ha dato il Comune, anche il gruppo ha preparato un oggetto in ceramica in modo che possano ricordare la nostra terra. Ci sarà qualcosa sulla panada e quindi il folklore, quindi 3 simboli della nostra comunità. E poi ancora sabato un piccolo concerto strumentale dei gruppi che noi abbiamo. L'appuntamento ovviamente per tutti voi anche per domani. I gruppi saranno l'Ecuador, il Kazakistan, il Perù e poi anche la Repubblica Ceca. Speriamo che comunque siate numerosi con noi. Ci sarà anche con me in questo piccolo viaggio Roberto, con altri suonatori per quanto riguarda la cultura della nostra isola. Non so se i nostri amici hanno concluso con la preparazione dei microfoni. Siamo pronti? Dovrebbe essere tutto pronto, si accende Allora. l'applauso, il coro campidano diretto da Franco Cocco. Bom, bom, bom.
Bonne Bonninea, Duru Aduru Sendu, Felice Sumantendu, Unu Proleberanu, a Primole Manzanu, Mama Aduru Tempo, Aduru Digi, Camili Bembo, Aduru Drughi, Grascaslo Duro, Aduru Che Prono Sentimento, Aduru Che Sentimento Duro, Aduru Desaffettoso Duro, Aduru Zoro, Aduru Duro, Aduru Male, Aduru Tesoro, Duru Aduru Sendu, Felice Sumantendu, Unu Proleberanu, a Primore Manzanu, Doro, adoro, doro, adoro, do. Adoro Sendu, Felice Sumantendu, Unu Proleberanu, a Primole Manzanu, e como preparo, Sas cosas chitinaro, andarás escapitar de sola, una poter duelare, se fa calare, chi s'affetto e susino, duro, adoro sendu, felice sumantendu, unu proleberanu, a Primole Manzanu, adoro chi si strumare, comincia a preparare un proprio distinto, e dentro del distinto, la spinadora, lo pizzesso gloria, manutore, diverte del s'amore, adoro sendu, felice sumantendu, unu proleberanu, a Primole Manzanu, a Primole Manzanu, adoro sendu. Sadie cruz bella ca su sennore nos amutiu, Paris in sa cappella pro su grompiu camus pediu, no atateru disizu, sa mamma ca pregau, sordenes pro su fizu canto in sa mente nos assignau. Si solo nos querimus in durante lugueru, no
sa salute sane due sposa. O casa Ave Maria, sa gloria Jesús Signore, no es vino che via camus azzurro del suo pastore, ne sa domo e oro e sortisizos de ogni cosa, ma pa quel chin decoro, chin sa salute sane due sposa, ma pa quel chin decoro, chin sa salute sane due sposa. Anne Dumeu, do mondo ergai, assicutera teno, assicutera teno, toramai, semus in tempo de la mia infamidad, carestías como sos pocas que cane, creden de vos, que vos valen. Nane Dumeu, nane Dumeu, nane Dumeu, su mundo e gai, assicutera, assicutera, assicutera te non torna mai. Noi siamo papone, pane castello, terra gonde, terra gonfallo, razzo povero, senza livello, senza rincomero. Nane Dumeu, nane Dumeu, nane Dumeu, su mundo e gai, assicutera, assicutera, assicutera te non torna mai. Esa velocera e posta spensa, che non destroy, cambia sentenza, ondas che volan e camminano, trazzante sopra l'oceano. Nane Dumeu, nane Dumeu, nane Dumeu, su mundo ergai, assicutera, assicutera, assicutera te non torna mai. Nane Dumeu, nane Dumeu, nane Dumeu, su mundo ergai, assicutera, assicutera, assicutera te non torna mai. Nane Dumeu, nane Dumeu, nane Dumeu, su mundo ergai, assicutera, assicutera, assicutera te non torna.
E questo era il coro Campidano, grazie ancora per la loro presenza a questo festival. Speriamo di poterne celebrare altri ed arrivare almeno insieme al 50°. Complimenti a voi per i 50 anni di attività, ancora grazie per essere stati con noi e ancora l'applauso della nostra comunità. E sull'applauso si congeda il coro Campidano diretto da Franco Cocco. Noi, Maria Carmela, guadagniamo il centro della scena, così diamo la possibilità di liberare il palco dai microfoni che tra poco verranno sostituiti da altri microfoni, perché qua si balla e si danza ancora. Certo, abbiamo ancora il gruppo che viene da Chicago, sicuramente musiche e danze diverse, dove noi troveremo le influenze di diverse culture e quindi scopriremo anche le musiche del Tennessee e della Nord Carolina. Speriamo che questo vi allegri un po', perché comunque, come vedete, abbiamo musiche molto variegate da un continente all'altro. Si vede la differenza della musica, come l'uomo ha interpretato la musica anche in base alle influenze che loro hanno avuto. Ho notato molto anche quello della Malesia, dove, per quanto mi riguarda, avendo conosciuto lì di persona tanto tempo fa la loro cultura, ho visto come loro si sono evoluti, ma soprattutto hanno ricevuto e assorbito anche altre musiche di altre zone. E poi si sono creati un genere musicale tutto loro, il Chicago Blues, che ovviamente si ritroviamo in questa grande metropoli, una delle più grandi degli Stati Uniti. Nel 1871 un incendio distrusse completamente Chicago e poi venne ricostruito appunto la città dei grattacieli che oggi conosciamo tutti noi. Non meta turistica, però chi va a Chicago poi riesce a ritrovare le tradizioni legate appunto a quello che raccontavi tu prima. Troverà sicuramente, vedete anche gli abiti che loro indossano, hanno un'influenza un po' particolare, quindi non c'è una storia molto antica nel loro folklore, sicuramente è un folklore molto giovane che ha avuto molte influenze. La musica ovviamente è molto allegra, che comunque ci darà la diversità della cultura che noi stiamo presentando oggi, e questa è la ricchezza dei gruppi e soprattutto la ricchezza dei festival di folklore che amano mostrare a tutti voi le tradizioni popolari del mondo. Il gruppo è pronto, ascoltiamolo. Chicago. Dobbiamo dare qualche minuto ai nostri tecnici per liberare il palcoscenico, ma soprattutto per sistemare gli strumenti. Vedete che loro lavorano assiduamente perché ogni gruppo ha un'esigenza particolare. Un applauso al gruppo di Chicago.
One, two, three, four. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country road, take me home.
I got a feeling that I should have been home yesterday, yesterday. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads.
L'applauso per Chicago, questa formazione che ha intrecciato suoni e danze. Noi Maria Carmela guadagniamo ancora una volta il centro di questo palcoscenico. Come ti sono sembrati? Allora, sicuramente una novità perché erano oltre 20 anni che non avevamo un gruppo dell'America, quindi ritornare qui su questa piazza con questa musica sicuramente è positivo per notare la differenza tra tutti quelli che noi abbiamo. La differenza si noterà senz'altro adesso col gruppo che noi aspettiamo, il gruppo del Kazakistan. Li invitiamo già ad entrare così i tecnici poi possono allestire al meglio la loro situazione. Dicevi bene, già dagli abiti tradizionali il colpo d'occhio è di tutto rispetto, dall'America all'Asia centrale. Sicuramente musiche diverse, così come i costumi. Diciamo che la musica e i costumi che vengono dal Kazakistan sono un po' particolari. Noterete anche come i loro costumi sono abiti molto pesanti, date dal clima che loro hanno, e quindi anche le musiche, perché generalmente sono musiche che loro eseguono nei grandi teatri. Ovviamente parlavo stamattina con i loro responsabili, si sono meravigliati come mai qui gli spettacoli si svolgono sempre all'aperto. Loro sono abituati ad averli nel teatro e quindi già questo dimostra la differenza tra la nostra e la loro cultura, ma soprattutto dato anche dal clima. E sono stati fortunati perché qualche giorno fa qua c'erano 45 gradi, quindi si sono ritrovati in un ambiente decisamente più fresco. 1470 era già attestata la presenza del Kazakistan e poi 1991 l'indipendenza dall'ex Repubblica Ceca, sovietica. Un racconto che loro ovviamente porteranno avanti con i costumi, con gli abiti, con i balli, come raccontavi Generalmente tu. nelle loro danze loro cercano di mimare quelli che sono gli animali che vivono nella steppa, oppure il lavoro che loro fanno nei campi, o anche quelle che può essere il suono del vento, o tutte cose che rappresentano la natura e soprattutto il modo di vivere all'interno della loro società. Quindi dai quei ritmi che comunque accompagnano la vita tra matrimoni e feste, oppure l'ascolto della natura. Noi troviamo molto descritto da loro nelle loro danze e soprattutto anche nei loro canti, ma soprattutto la solitudine che spesso accompagna l'uomo in queste terre. 47 edizioni di Isparillas, il Kazakistan è mai stato protagonista? Sì, è stato ospite con noi già 3 volte, quindi questo ci fa piacere. Tutte le volte abbiamo visto regioni diverse proprio per confrontare questa diversità, e devo dire anche che in alcuni dei loro rappresentanti abbiamo trovato una coralità che assomiglia un po' anche alla nostra. Penso che loro siano quasi pronti. Sì, vedete anche anche perché gli stanno strumenti, accordando come continuamente. loro hanno gli strumenti diversi soprattutto dal tamburo, e anche che è generalmente fatto appunto con della pelle di animali che troviamo nelle loro steppe. E notate anche come i costumi appunto riportano quelli che sono gli animali che convivono con loro. Questo dobbiamo notarlo quando noi vediamo i gruppi, perché attraverso l'abito che loro indossano raccontano la storia del loro territorio. L'applauso in questo caso è per il Kazakistan.
Ağalarda indime yaban bol Kildim idim ey zırşıda Jingelerimde var edin ey Potadayda gözleri şaynağan Alışıp uktayay vuralgan Marjanday dişleri kuralgan Talayda menin ay üstümden ey Cilaşı dep ayının ey şurangan Alın ellerimde var edi Sugurde ağam ey kildi dep At şaptırıp tav aykaylap ey Kabarda salgan ey elini Mecliste baytada elini Köngülü de kurguray mastanıp Büzürü bir püzü gittirey Adaydın da bilgin ey elini Haydayey, 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 haydayey. Kızlarım da var edi Şey kıyıp da bir boy yatadım Beti kasınay alam demey Savuzaklarda mayskan Kovşada bildir ay gayskan Kelindirimde var edi Kaynağada keldim öyliginde Renginde kalayay görem demey Alısmanda karaboy olacağım Altıda kanadı ağırda Ayrılıp da kaldım ey varasın Messi yaktın ay kezindegi Çavukta da жүрgün ey Arslan Haydayey, 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 haydayey,
Ancora un applauso per i nostri amici del Kazakistan, saranno con noi ancora domani nella piazza di San Pietro. E noi chiamiamo qui sul palcoscenico, per concludere con la musica della nostra Sardegna, altri musicisti che abbiamo già ritrovato prima, li abbiamo salutati, quindi Andrea Pisu con le launeddas, Luca Schirru con il suo organetto e poi la voce melodica di Alessandro Melis. Trasformiamo questa piazza in un vortice di ballo in questo caso. Se volete, sicuramente loro allieteranno e saremo felici di poter muovere un po' le sedie, mettere un po' il lato e ballare alla musica di questi nostri amici. Per concludere questa serata, io ringrazio tutti voi. Speriamo che i nostri amici salgano sul palco e che vi lettino subito. Ballate con noi questa sera per concludere questa serata del 47esimo Festival Esparillas. Saremo con voi domani, ma soprattutto godiamoci ancora la nostra musica. Il mio compagno di viaggio è stato gentilissimo, ci ha accompagnato. E grazie a te, Maria Carmela, per quelle nozioni che ci hanno riportato da una parte all'altra del mondo e poi per tutto quello che fai per Assemini, in questo caso e per le nostre tradizioni. Grazie a chi ci ha seguito su Sardegna Live nel corso di questa diretta e come hai detto tu, Maria Carmela, domani puntuali qua ad Assemini per la seconda parte. Saremo in piazza San Pietro, un particolare ringraziamento, dicevo, alla Proloco, alla Protezione Civile, alla Misericordia, ai tecnici che soprattutto di Sardegna Live, ma soprattutto quelli dell'amplificazione che sono stati veramente bravi perché hanno dovuto lavorare tanto. Spero di non dimenticare qualcuno, ma grazie a tutti voi che siete stati con noi. Adesso godiamoci la musica dei nostri amici che hanno aspettato tanto, quindi non andate via, ma state con noi per la conclusione di questa serata. E come dicevi tu, quasi tutto è pronto per dare e restituire al meglio i suoni della nostra tradizione. Dopo questo viaggio in giro per il mondo ritorniamo in qualche modo a casa. Ultimi accorgimenti e poi tutto darà vita a un ballo della nostra tradizione sarda. Concludiamo con la musica della Sardegna, tante musiche e tanti colori che si sono confrontati per rendere vivo questo Festival Esparillas. Grazie a tutti per averci seguito, buonanotte, la musica con Andrea Pisu, con Alessandro Melis e con Luca Schirru.